I profughi ci sono e continueranno ad arrivare e bisogna gestire il fenomeno con serietà, senza polemiche e strumentalizzazioni di sorta. Davanti all'emergenza dei flussi migratori che vedono il nostro paese in prima linea per evidenti motivi geografici, i parlamentari padovani del Partito Democratico dettano l'agenda del Veneto. Inutile e controproducente alzare barricate di fronte ad un fenomeno che si risolve non con le chiusure espresse da diversi sindaci e dalla Regione, ma attraverso una vasta collaborazione che, partendo dal governo, passa per le prefetture e attraversa tutti gli enti locali per arrivare fino ai comuni. Sappiamo che i comuni che devono accogliere hanno dei costi ulteriori da doversi sobbarcare, diretti e indiretti, e da questo punto di vista il governo vuole essere al fianco dei sindaci che scelgono di collaborare in questo progetto. L'obiettivo è quello di mettere i profughi, i richiedenti asilo, nella condizione di poter lavorare in lavori socialmente utili per attività che servono ai comuni e ai sindaci sulla base delle necessità del territorio. Per la maggioranza delle persone che compongono l'enorme flusso migratorio di questo periodo, noi rappresentiamo semplicemente una tappa intermedia in attesa del trasferimento in altre nazioni europee. Ecco perché bisogna rafforzare gli strumenti per valutare in tempi brevi se si tratti di profughi richiedenti asilo o clandestini e quindi migranti economici. In altre parole, stabilire chi accogliere e chi respingere. La richiesta della Commissione territoriale si analizza abbastanza velocemente. Il vero problema sono i ricorsi. Questa cosa avviene sulla base dell'accordo di Dublino sottoscritto nel 2003 dal ministro Maroni, che ha obbligato il paese di primo approdo a doversi far carico obbligatoriamente della procedura di validità della richiesta di asilo.